Bentrovati in questa parte di trasmissione. Ci occupiamo di un grandissimo giornalista che ha fatto la storia del giornalismo non solo del Veneto, ma del giornalismo a livello nazionale. Lo facciamo con il figlio, il giornalista a cui ci riferiamo è Giorgio Lago. Diamo il benvenuto a Francesco Chiavacci Lago, benvenuto. Buongiorno, grazie. Che è il segretario dell'Associazione Amici di Giorgio Lago, che tanto si è data da fare. C'è un premio intitolato a Giorgio Lago molto importante, ancora più importante mi verrebbe da dire da quando si occupa dei più giovani, no? Che di solito Sì, sono certo. trascurati. Voi avete fatto questa scelta ben precisa. Sì, noi dopo la 10ª edizione nel 2015 del premio Giorgio Lago, in cui abbiamo premiato i più grandi del mondo del giornalismo, dell'imprenditoria, del mondo della cultura e altro, abbiamo deciso di concentrare tutti gli sforzi sui ragazzi, perché ci stavamo rendendo conto che soprattutto in questo momento di grandissima trasformazione dei mezzi di comunicazione con l'avvento dei social, serviva un punto di riferimento, ce ne sono già molti, però abbiamo deciso di fare questo concorso, perché alla fine si tratta di un vero e proprio concorso giornalistico, in cui i ragazzi vengono premiati con delle borse di studio. Si sta parlando dei ragazzi dell'ultimo anno, quindi che dopo pochi mesi saranno all'università, e la cosa ha avuto un grande riscontro, un grande successo. Anche perché, no? Spesso quando i giovani dicono vorrei fare il giornalista, vengono stroncati per la verità. È capitato un sacco di tempo fa anche a me. E invece noi abbiamo bisogno di giornalisti, no? Mai come in questi giorni lo stiamo vedendo, mai come in questi giorni in cui dei giornalisti che fanno la cronaca di guerra, sono così importanti e così anche deboli, perché insomma stanno morendo anche loro. Certo, è quello che scriveva mio papà nel 2003, quando sono cominciati i bombardamenti in Afghanistan da parte degli americani. Diceva, nonostante l'iperesposizione televisiva all'epoca, soprattutto della guerra, le fake news e la disinformazione aumenta. Per cui a maggior ragione servono giornalisti preparati, servono giornalisti sul campo, e non si può pensare di continuare a fare l'informazione di guerra e anche quella normale, corrente, quotidiana, sempre attraverso i social, perché hanno una grande penetrazione, però la disinformazione la fa da padrona. C'è anche molta manipolazione, no? Tra l'altro questi mezzi che democraticamente arrivano a tutti, però non si considera che non tutti sono in grado di fare una scelta. Quindi Certo. insomma prendono un po' quello che l'abbiamo visto peraltro anche con il Covid. Tra l'altro il Covid che è stato un po' paragonato anche, no? A una guerra in qualche modo, diversa ma comunque devastante come questa. Le fake news sono un fenomeno che fa quasi parte della comunicazione, purtroppo, però è importante sapere, insomma, che cosa si ha davanti, sapere che cosa si vede, che cosa si legge. Certo, serve comunque avere un filtro. Il filtro dovrebbe essere il giornalista, perché se tu prendi dei video fatti dalla gente col telefonino e li butti lì in un sito, in Facebook, senza un filtro, senza una ragione, o ancora peggio, con dietro una regia che fa vedere a un certo filone di persone solo quello che si vuole fargli vedere, è ancora peggio, perché non solo c'è la confusione, ma c'è proprio l'indirizzo verso un concetto che tu vuoi fare entrare nella testa della gente. I Secondo lei, social poi funzionano in quel modo lì, no? Se tu metti like a un certo tipo di informazioni, i social continuano a consigliarti sempre all'interno di quel filone lì, per cui poi è un circolo vizioso. allora, suo padre è grande direttore del Gazzettino e anche editorialista del gruppo L'Espresso. Era anche uno molto credibile, no? Un po' la credibilità quella che manca oggi. Per quello che riguarda la comunicazione, non solo, peraltro. Secondo lei, come si sarebbe posto di fronte
di fronte a questi cambiamenti davvero incredibili che stiamo vivendo e che abbiamo iniziato a vivere appunto un paio d'anni fa. Ma io credo che lui, che è sempre stato, sempre comunque ottimista nei vari passaggi anche drammatici, e ha sempre avuto una grandissima attenzione, una grandissima fiducia nei confronti dei giovani. Tanto che, lo ripeto spesso, si vantava quasi di aver assunto 80 giovani giornalisti durante i 12 anni di direzione al Gazzettino. E non smetteva mai, nonostante fosse oberato di lavori, di andare nei licei e nelle scuole a parlare con i ragazzi, a riceverli, a dare consigli. Per cui lui sicuramente prenderebbe atto del fatto che ormai i ragazzi usano i social quotidianamente e quasi esclusivamente, perché noi ad esempio ci accorgiamo in questi giorni con il premio Lago, si parla di diciottenni, diciannovenni, che ad esempio loro usano pochissimo già Facebook, perché Sì, usano molto di lo più Instagram. considerano Sì, morto e stramorto. sì, Facebook ormai è una cosa da A vecchi, per cui vecchi. c'è un'evoluzione talmente veloce che è difficile stargli dietro, però bisogna adeguarsi. È inutile star lì a dire, ah, ma non leggono i giornali. No, allora andiamo noi in Instagram. Cioè, c'è poco da fare. Se vuoi raggiungerli, devi star dietro ai loro ritmi. Non puoi cercare di riportarli a leggere il giornale al bar come 40 anni fa. Allora, tornando al premio, che è nato nel 2005 a Jesolo, poco dopo la scomparsa di suo padre, spieghiamo un po' appunto l'evoluzione, l'abbiamo accennato anche all'inizio, e facciamo capire ai ragazzi, poi che sono quelli interessati, che cosa devono fare sostanzialmente e che cosa vi aspettate voi da loro. Ah, allora, il premio è nato come premio giornalistico su iniziativa dell'allora sindaco di Jesolo, Francesco Calzavara, che devo sempre comunque ringraziare per l'idea. È venuto pochissimo dopo perché 3 mesi dopo la scomparsa di mio papà, in fretta e furia sono riusciti a organizzare questo premio, che poi è stata un'edizione veramente emozionante perché tra i premiati c'è stato Mario Rigoni Stern, che comunque aveva un'età molto avanzata, è riuscito a arrivare da Asiago, è stato veramente commovente. E poi c'era il grandissimo amico di mio papà, che era Paolo Rossi, anche lui sempre affettuoso come sempre, che negli ultimi tempi, dopo la sua scomparsa, spesso si è ricordato che il soprannome Pablito è stato dato a Paolo Certo. Rossi da mio papà. E da lì si è andati avanti per qualche anno col premio giornalistico a Jesolo, poi è stato trasformato e portato a Castelfranco e ampliato, per cui non venivano premiati solo giornalisti, ma anche imprenditori, personaggi della cultura, del volontariato, dello sport. E poi, come dicevo prima, dal 2015 si è deciso di trasformarlo solamente in premio juniores, per cui dedicato a tutti i ragazzi delle ultime classi degli istituti superiori del Veneto. Nei prossimi anni vorremmo anche aprirlo al Friuli, regione a cui era molto legato mio papà. E è molto semplice. Il bando è caricato nel sito www.premiogiorgiolago.it. I ragazzi possono anche direttamente, anche se la classe non partecipa, scaricare il bando, fare l'elaborato come viene indicato nel bando e inviarlo alla mail info@premiogiorgiolago.it. C'è Poi un tema? C'è un tema sì, certo, quest'anno? quest'anno il tema è un tema molto sentito, che tra l'altro proprio in questi giorni con il caro bollette è il tema principale, che è il tema ambientale. Quindi il tema ambientale visto come crisi globale, ma soprattutto visto come il tema ambientale a nord-est, che comunque è una regione che a livello di impatto ambientale di questa enorme crescita che c'è stata negli ultimi anni ha subito moltissime conseguenze negative. Questo è il tema. Anche perché poi questa è proprio la generazione, no, quella legata a Greta Thunberg, è una generazione che un po' ha anche scosso gli adulti dicendo piantatela
Però appunto un conto è parlare dei massimi sistemi, è un conto è analizzare il proprio territorio. Eh, Certo, cioè si possono sviluppare delle tematiche molto particolari perché insomma in Veneto, dal tema di Porto Marghera al tema dello scandalo dei miteni con i PFAS nella zona di Verona Vicenza, che anche lì è un tema aperto e attualissimo, e poi altri mille temi, proprio rimanendo nel territorio, quindi vicini a casa si possono sviluppare proprio delle vere e piccole inchieste giornalistiche su temi molto vicini ai ragazzi, quindi non parlando dei massimi sistemi a livello globale. Leggevo proprio poco fa a proposito anche di comportamenti virtuosi, no? Di questa classe del liceo, di un liceo del Vicentino che ha deciso di spegnere il riscaldamento, mi pare 1 o 2 giorni alla settimana, calcolando poi il risparmio e quel risparmio devolverlo per i profughi di guerra. In qualche modo però si contribuisce anche a inquinare meno, no? Mi viene in mente adesso così chiacchierando. Certo. Quindi, ed è un'iniziativa partita dai ragazzi, per cui insomma possono essere fonte di ispirazione, basta ascoltarli come cercate di fare voi. Certo, ma i ragazzi molto spesso ci sorprendono in positivo. Abbiamo questa idea un po' dei ragazzi che un po' se ne fregano e altro, invece secondo me non è niente vero perché le generazioni che poi hanno creato il disastro ambientale, soprattutto della zona della pianura padana, sicuramente non sono quelle dei ventenni di adesso, che anzi hanno una sensibilità ambientale molto ma molto più sviluppata. E tra l'altro ci tengo a citare il fatto che quando noi diamo il tema, diamo ai ragazzi da analizzare dei pezzi di mio papà, degli articoli, per trarre ispirazione. Uno dei due articoli è un brano in cui mio papà descrive Don Paolo Chiavacci, che era mio prozio, di cui è appena uscito un libro che ho curato io assieme a Umberto Folena. E questo prete alpino negli anni 60-70 predicava, non solo predicava e combatteva sul Monte Grappa la speculazione edilizia e l'inquinamento dilagante già da allora, è stato veramente un precursore. E quest'anno sono i 40 anni della sua morte, per cui tutto si lega, si chiude C'è un cerchio un cerchio. che si chiude. Volevo Infatti, chiederle, perché manca un minuto, se ci regala un aneddoto, perché lei ha citato questa bella amicizia, no? Tra Giorgio Lago e Paolo Rossi, che purtroppo è scomparso circa un anno fa. Anche la moglie, tra l'altro, di Paolo Rossi è molto impegnata a tenere sì. vivo il ricordo esattamente come fate voi. C'è qualcosa che lei si ricorda e che magari ci vuole raccontare della loro amicizia? Beh, allora, tra loro è stata proprio un'amicizia da subito. Quando Paolo Rossi era al Vicenza, era giovanissimo, mio papà si è innamorato più che del calciatore della persona, mio papà aveva queste simpatie proprio estreme e con lui è stato amicizia intesa a prima vista. E mio papà so che è stato uno dei pochissimi a difenderlo durante il calcio scommesse. C'è stato questo scandalo incredibile. Lui ha rischiato, anzi, Berzot l'ha portato ai mondiali dell'82 contro tutta la stampa e l'opinione pubblica. E mio papà l'ha sempre difeso perché ha detto che una persona del genere non poteva essere responsabile di uno scandalo così, e poi è diventato l'eroe dell'82 e il Paolo Rossi che tutti conosciamo a Dell'amicizia livello. vera, no? Che non tradisce. Sì, ma lui poi, Paolo Rossi, si vede dal Brasile a tutto il mondo quanto l'ha amato per la persona che era, non solo per il calciatore. Certo, non a caso, insomma, questo resta, l'amore resta. Bene, grazie allora a Francesco Chiavacci Lago dell'Associazione Amici di Grazie a Giorgio voi. Lago. Abbiamo detto del bando, trovate tutto naturalmente in internet. Grazie. Grazie a voi.